Ciao a tutti amiche ed amici e bentornati nel mio canale. In questo video vi mostrerò una margherita con pomodorino giallo e non solo. Era da tanto tempo che cercavo del pomodorino giallo a Dublino, città in cui vivo, e con mia somma sorpresa ho trovato una confezione di datterino giallo marchio Così Com'è, che conosco bene fin da quando abitavo a Milano. Contentissimo di averlo trovato, almeno fino a quando ho visto il prezzo, 6,50 €. L'ho comprato lo stesso per provare la gioia di preparare e mangiare una pizza con questo fantastico pomodoro. Dato che volevo qualcosa di speciale, ho anche comprato una burrata affumicata. Onestamente non credevo che esistessero e incuriosito ho deciso di provarla. Sì, l'ho comprata a Dublino. Diversamente da quanto faccio con la passata, ho deciso di schiacciare i datterini gialli con l'ausilio di uno strumento diverso dal passino, non so come si chiami, anzi se lo sapete fatemelo sapere, per ottenere un pomodoro meno omogeneo, come schiacciato a mano. E l'ho salato con meno di 6 grammi di sale. L'impasto è il solito 65% di idratazione per 24 ore di lievitazione a temperatura ambiente e anzi trovate qui in alto il link alla ricetta, quindi se volete rifarlo uguale basta cliccare qui in alto. Ultimamente mi diverto a condire la pizza direttamente sulla pala tipo Franco Pepe, che mi ha proprio scioccato con i segreti che mi ha svelato, e lo faccio sostanzialmente per stressare l'impasto il meno possibile ed evitare che si strappi. Stendo quindi il pomodoro fino a coprire tutta la superficie del disco di pasta e poi aggiungo prima una base di mozzarella e poi la burrata affumicata, che come consistenza mi ricorda tantissimo la provola affumicata che mi manca tanto. Aggiungo quindi qualche foglia di basilico, il solito mix di parmigiano e pecorino e infine l'olio. Afferro la pizza con il saluto vulcaniano, o mani di forbice per gli addetti ai lavori, per allargarla e farle coprire la pala. Forno ardore ben riscaldato, 480 gradi centigradi per la pietra e più di 500 gradi centigradi per il cielo, e in forno. Appena infornato abbasso la fiamma, questo è un segreto, per far sì che non si bruci e che al tempo stesso si cuocia bene. La pizza sta cuocendo decisamente bene e necessita però di essere girata. La gestisco quindi in modo tale da colorare le parti più chiare e dopo soli 83 secondi è cotta! Eccola in tutto il suo profumo, che ovviamente non potete sentire. Cotta in modo omogeneo. Il fondo è anche cotto senza bruciature eccessive. Ed ora la leggendaria prova del taglio. Morbidissima. Le forbici affondano senza alcuna resistenza. Già vedo un traforo nel cornicione ed infatti è proprio così. Anche l'altro lato mostra una bellissima alveolatura. Allora ragazzi, lasciatemi un bel like se vi è piaciuto il video, altrimenti
dislike. Lasciate un commento e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa pizza. E da oggi sono su Telegram per contenuti speciali e chat in diretta. Mi trovate come Gigio Pizza oppure cliccando il link t.me/Gigio Pizza. Sono su Instagram come Gigio Pizza e su Facebook come Impasto in Fuga. E infine ricordate che c'è il mio corso di pizza fatta in casa su Udemy, The Art of Pizza Making. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Hi everyone and welcome back to my channel. In this video, I'm going to show you how to make a margherita pizza with yellow cherry tomatoes and much more. It was a long time ago since I started looking for some good yellow cherry tomatoes here in Dublin, the city where I'm based. And surprisingly, at some point, I could find a can of yellow cherry tomatoes, in Italian Datterini, by the Italian brand Così Com'è. I know this brand very well, and I had the chance to try their tomatoes a few times when I was living in Italy. I was very surprised and happy to have found it in Dublin. I felt less happy when I saw the price, almost €7. But I purchased a can anyway, only to taste a different pizza and to make this video, to be honest. So, as I wanted to make something special, I also bought a smoked burrata cheese. For those who don't know what a burrata is, it is a sort of mozzarella, softer and stuffed with cream inside. Differently from what I do with the regular canned tomato, I decided not to use a food mill to crush it. I used this tool instead, and I don't know the name. If you know it, let me know. And the reason was to keep tomato less liquid and similar to a hand-crushed one. Then I added less than 6 grams of salt, because I don't add any salt later when I add toppings. The dough is my classic 65% hydrated dough with 24 hours fermentation at room temperature. And click on the top right to find out the recipe of this fantastic dough. Lately, I enjoy adding toppings while the pizza base is on the paddle, in the same way Master Franco Pepe does. You know, the day I saw Franco Pepe stretching pizza in that way and revealing his secrets to me, I changed mind. So now this is the way. And the reason is to prevent to stress the dough and to break it. The secret for a perfect Napolitana pizza is adding tomato and making sure to cover the surface of the base except for the crust. That's it. And then it's time to add some mozzarella first and then the burrata. Some basil leaves, then a mix of Parmigiano or Parmesan cheese and Pecorino cheese, and finally some olive oil. For the final stretch and covering the surface of the paddle, it will be important grabbing a pizza without crushing the crust. Make sure to use your hands in the style of Volcan Hello. Do you remember Mrs. Spock? The Ardore oven is very hot. Stone is about 480 degrees Celsius and the top is more than 500 degrees Celsius. And once the pizza is inside the oven, I soon decrease the flame to prevent the pizza burns and to make sure to cook it consistently. Pizza seems to be okay on one side, and so it's time to turn it. I'm managing it in order to cook better every side of this pizza. Et voila! Cooked in 83 seconds! Here it is, beautiful and smelly. It's a shame you can't smell it.
It looks cooked evenly. And the bottom looks well cooked too. And now the legendary cutting test. Very soft, and the scissors are easily cutting the crust. I can see a tunnel in the crust, and I was right, it's a huge tunnel. And the other side is well bubbly too. So thumbs up if you like this video, otherwise dislike. And leave a comment and let me know what you think about this pizza. You can find me on Telegram, search for Gigio Pizza, or by clicking t.me/GigioPizza to find out more exclusive videos and the live chat. I'm on Instagram as Gigio Pizza as well, and on Facebook as Runaway Dough. And finally, you can enroll my pizza class on Udemy, The Art of Pizza Making. See you next time! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga, e qualunque pizza pubblicate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!